attesa da presentare poi il bando intervallo. Antonio ha anticipato i tempi. Vi presento una giovane promessa del canto sardo e già pochi mesi che ha iniziato a dedicarsi alla sua bella passione, una bella voce, un bel modo di amare il canto sardo e sicuramente verrà apprezzata tantissimo. Alessandra Finetta, un bel applauso di incoraggiamento. Poi ci sarà anche una bella sorpresa, l'esibizione di due mini cantadores che cantano in modo bellissimo il canto sardo. Vi dico già i nomi, così loro anche si tranquillizzano e superano anche quell'emozione giustamente che una platea così bella di intenditori può causare. Un bel applauso da Olmedo, soltanto 10 anni, Milena Dottio. Da Italy, giovanissimo, bravissimo, Dario Bazzoni. Allora, come detto, iniziamo con un bel canto in re, però volevo salutare anche perché ha collaborato nell'organizzazione con l'associazione culturale Bogues del Lugudoro, un nostro grande collega presente stasera, non può cantare per un piccolo problema di salute che porterà per 15-20 giorni, e però giustamente ha contribuito nell'organizzazione come artista e come amico anche della persona che andiamo a commemorare, ha voluto essere presente. Un bel applauso per Tino Bazzoni. Canto in re, prima chitarra, Nino Manca.